Bentrovati, appuntamento consueto con il nostro Focus che per il secondo giorno consecutivo noi realizziamo nel ricordo di Giovanni Falcone, la nostra copertina. E 33 anni dopo è ancora tremendamente doloroso ricordare quel pulsante schiacciato e quella esplosione, ma oltre a quel dolore che è ancora assolutamente palpabile, il desiderio è che da questo possa nascere altro, possa nascere una nuova consapevolezza, quella che nelle nuove generazioni in fondo le scuole, le associazioni in qualche modo stanno lavorando per creare una coscienza che allontani totalmente dalla mafia, dal concetto di mafia. La nostra puntata oggi si svolgerà attraverso collegamenti, in particolare a Palermo, ma saluto subito la mia ospite in studio, che è una delle protagoniste di questa mattinata catanese. Non ci sono confini, non ci sono barriere. Evidentemente Palermo ha un significato simbolico molto forte, ma anche Catania si è animata delle iniziative grazie anche all'associazione Bene, o la sua presidente, che è qui con noi e che è Elisa Furnari. Buon pomeriggio Elisa. Buon pomeriggio, grazie. Andiamo subito a Palermo, dove c'è Marco Gullà che nei nostri telegiornali oggi ha raccontato la giornata, la mattinata palermitana. Marco, che cosa è successo oggi? Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo a Piazza Verdi dove c'è il Teatro Massimo. Questa mattina è stata una mattina abbastanza intensa, come ogni 23 maggio è arrivata la barca della legalità, da non confondere con la nave della legalità. Si parla sempre di legalità perché comunque questa barca vuole in un certo senso anche forgiare qualcosa di interessante, di significativo ai giovani. E poi c'è stato l'evento principale a Palazzo Jung con le istituzioni, con i ministri Piantedosi, Nordio e Giuli. Una giornata molto intensa, come dicevo. In questo momento ci troviamo a Piazza Verdi, dove a breve verrà avviato un corteo che farà capolinea fino in via Leopardi. Loro si chiamano Resistenza Antimafia. Qui al mio fianco c'è Andrea. È un corteo, diciamolo, anche alternativo, un corteo in cui, tra l'altro, il titolo, insomma, del corteo stesso non chiedeteci silenzio. Non vogliamo sfilate, non vogliamo passerelle. Probabilmente questi ragazzi che poi sono il futuro vogliono verità, quella verità che comunque anche le istituzioni, anche i ministri oggi hanno chiesto a gran voce durante l'evento appunto di Palazzo Jung. Andrea. Sì, siamo qui oggi, questo secondo me non è giusto definirlo corteo alternativo. Questo qui è il corteo della città di Palermo che hanno lanciato i giovani di questa città e che ha avuto più di 40 aderenti. Il messaggio deve essere chiaro, noi non c'eravamo quel 23 maggio 1992, ma ci siamo oggi e ci saremo domani, quindi rivendichiamo il diritto di fare memoria, di essere oggi in piazza, di chiedere ancora verità e giustizia e di denunciare quelle che sono oggi le complicità anche istituzionali che permettono che le mafie, perché l'essenza stessa delle mafie e quello che permette l'esistenza delle mafie è il loro interagire con il sistema di potere politico, affaristico, come lo definiva Pio La Torre. Ecco, chiediamo che a gran voce la fine di queste complicità e cerchiamo di costruire un futuro invece in cui finalmente possiamo parlare veramente di verità, veramente di giustizia e quindi di democrazia. È bello vedere un giovane così, e vedere un giovane che
parla di verità, di giustizia, che chiede soprattutto che qualcosa possa cambiare. Tra l'altro sono tanti, non c'è solo Andrea, ci sono anche tantissimi altri ragazzi che oggi appunto parteciperanno a questo corteo, il corteo, perché appunto come ha detto Andrea ce n'è soltanto uno, che sarà questo, che partirà proprio alle 15 da Piazza Verdi e raggiungerà via Leopardi. Poi ovviamente ci sarà l'ultimo evento, tra virgolette, passatemi un po' anche questo termine, anche che secondo me quando si parla del 23 maggio non dovrebbero esserci eventi, ma dovrebbe esserci appunto dolore, silenzio e soprattutto rispetto. Ma comunque l'ultima tappa di questo 23 maggio è quella delle 17:58, l'orario della strage, con il minuto di silenzio che sarà celebrato sotto l'albero Falcone. Ci sarà la professoressa Falcone, che oggi ha detto delle cose molto belle, delle cose significative, aprendo il museo del presente non soltanto alle istituzioni ma a tutti, è pubblico, dove c'è la poltrona di Giovanni Falcone, dove c'è l'agenda di Giovanni Falcone. E allora, proprio per chiudere questo corteo che partirà a breve, doveva essere anche come il corteo di Salvatore Borsellino, che però non sarà presente, Andrea. Sì, assolutamente. Salvatore Borsellino in questi giorni ha fatto un appello che abbiamo apprezzato particolarmente. I familiari delle vittime, il corriente dei familiari delle vittime di mafia e terrorismo ha aderito a questa manifestazione e ha rilanciato l'appello che abbiamo fatto, che appunto è un appello per la verità e la giustizia. E poi c'è un tema fondamentale che è discussione di questi momenti, di questi giorni, quello sul decreto sicurezza, questo articolo 31 che permetterà ai servizi segreti impunemente di guidare gruppi eversivi dell'ordine democratico e anche di ordinare stragi e attentato. Quindi la battaglia che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi Salvatore Borsellino e gli altri familiari stanno portando avanti a gran voce ha bisogno di un eco, perché è la battaglia di tutte e tutti per quella che è stata la storia di questo paese, dove non possiamo più parlare soltanto di mafia, ma dobbiamo parlare di tutte quelle convergenze del molteplice di cui parlava lo stesso Giovanni Falcone, quel sistema di potere appunto politico, affaristico, mafioso di Pio La Torre. Quindi Salvatore Borsellino, compagno nostro in questa lotta che cercheremo di portare avanti ancora sulle nostre gambe. Marco. Grazie ad Andrea, a te Roberta. Grazie a Marco Gullà, a cui auguro un buon lavoro. Oggi infaticabile collega, lo è tutti i giorni, ma oggi è una giornata davvero particolare, per cui da Palermo per il momento con te chiudiamo qui. Qualora tu avessi però qualche ospite da portare al nostro microfono entro l'orario che conosci, assolutamente sai come intervenire. Grazie Marco. Grazie. Allora, i giovani si appassionano all'argomento, i giovani liberamente esprimono le loro opinioni, i giovani cercano di capire che cosa è successo quei 33 anni fa, quando l'abbiamo sentito, loro non c'erano. Per ebbene, questa è stata una giornata tra le tante di attività, una giornata simbolo, ma certamente tra le tante. Che seme è stato piantato e che cosa sta nascendo? Allora, ti devo dire che gli appuntamenti di quest'anno, delle 19 città che abbiamo coinvolto sotto questo cartellone, capaci di crescere, con cui volevamo dire ai ragazzi, voi siete capaci di crescere lontano dalle mafie, contro le mafie e lontano dall'illegalità, mi infondono una sensazione di ottimismo incredibile. Intanto perché c'è un lavoro educativo fatto dalle scuole, dalle associazioni, costante, tutti i giorni, non solo Ebbene, ma tante altre organizzazioni in campo. La giornata di oggi, ecco, della quale stiamo per vedere, lo vediamo. Questo è il polo educativo di Librino Villa Fazio, per noi un presidio di legalità e di educazione alla legalità, non solo per i ragazzi di Librino, ma anche per i ragazzi di altri quartieri che arrivano in questo luogo. Quello che vedete è l'albero Falcone piantato. I ragazzi hanno voluto lasciare un pensiero alle vittime di mafia e l'hanno voluto lasciare lì nel silenzio e nel rumore del vento attorno a quell'albero, quindi hanno dedicato un tempo a questo momento, ed è l'albero che accoglie le persone. Quell'albero dice: qui si lavora per la legalità insieme. Tante organizzazioni si ritrovano lì, vedete, i ragazzi si riuniscono, hanno ascoltato le istituzioni, hanno bisogno di vedere le istituzioni, hanno bisogno di sentir parlare con loro le istituzioni, ma anche di esprimersi. Abbiamo ascoltato pensieri, abbiamo visto i loro lavori, hanno partecipato ai laboratori di legalità, hanno ricevuto una cosa dalle istituzioni, hanno ricevuto una pianta d'ulivo. L'ulivo è per eccellenza, no, il simbolo della pace, della correttezza, della giustizia. Abbiamo donato a ogni scuola un albero di ulivo, l'hanno fatto le istituzioni perché la legalità
si costruisce insieme, ma è qualcosa di cui doversi prendere cura e loro sono consapevoli, lo vogliono fare. Ecco, tra l'altro Elisa, io ho sempre avuto la sensazione, la voglio condividere con te, che i più giovani quando fanno proprio un concetto, un'idea, quando la comprendono fino in fondo, ma ti dico anche probabilmente i bambini, diventano i principali paladini di quella causa e la combattono così come hanno appreso, no, da situazioni come queste. Magari tanti di questi ragazzini, di questi giovani arriveranno a casa delle proprie famiglie, a casa dei nonni, a casa degli zii e racconteranno le loro emozioni. Da questo tipo di gioventù non ci si può che aspettare qualcosa di positivo. Sì, loro sono più consapevoli. Sì. Non hanno la paura che avevamo noi. La nostra generazione è stata travolta da quei fatti. Questa generazione è cosciente del fatto che insieme, con comportamenti quotidiani, l'illegalità e la mafia si sconfigge. E il dato positivo è non soltanto pensare ai miti della legalità o ai mossi dell'illegalità, ma la consapevolezza che la legalità è la correttezza nei confronti del compagno, nei confronti della cosa pubblica, nei confronti di chi è in difficoltà. Quindi il messaggio secondo me è molto positivo, ma ha bisogno di essere un messaggio corale. Allora, noi continueremo a parlare di questa giornata, ma avremo anche un importante collegamento tra poco. Ci fermiamo per una brevissima pausa e torniamo sempre per ricordare Giovanni Falcone, ma non solo. A tra poco. Seconda parte del nostro Sicilia 24 Focus in ricordo di Giovanni Falcone, ma insieme a Giovanni Falcone a perdere la vita in quel 23 maggio furono la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta Antonio Montinare, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Bisogna sempre ricordare, no, che c'erano loro, che c'erano anche loro. Allora, Fondazione Bene dunque una serie di attività importanti per un percorso di crescita umana, ma anche per far comprendere il valore della civiltà, che è così importante, che è un dono. Io chiedo a te, che sei la presidente di questa associazione meravigliosa, se ci sono stati nel percorso, anche legato alle manifestazioni per ricordare Capaci, dei momenti toccanti, delle parole che sono arrivate dalla bocca magari di un bambino, di un ragazzo, che ti hanno dato il senso dell'importanza di quello che stavi facendo. Guarda, sì, ieri in un'altra città siciliana, che poi insomma è la mia città di nascita, Messina, su una scalinata che è stata adottata da una delle organizzazioni che ha aderito a questo grande cartellone che è Capaci di Crescere, una ragazza non era previsto, ha chiesto il microfono e ha detto: io non ho potuto conoscere mio nonno è morto 20 anni fa, ucciso dalla mafia, stava giocando a carte in una piazza, doveva essere uccisa un'altra persona, la pallottola ha colpito lui, la mafia mi ha privato della mia famiglia. Ma non è stato toccante solo questo, è stato toccante vedere gli altri ragazzi, parliamo di bambini di 10 anni, abbracciarla, stringersi a lei e cantare, no, 1, 10, 100, 1000 passi, fatto in maniera istintiva. Questo significa che quei ragazzi hanno dentro la cultura della legalità, ma anche della fratellanza, se vuoi, quindi questo più di altri in quest'anno mi ha veramente segnato. Nel segno dell'incontro con i giovani è stata anche la giornata di un'attrice catanese che amiamo tutti moltissimo, alla quale vogliamo bene e che rappresenta un orgoglio meraviglioso, ma in generale perché l'arte è un veicolo straordinario, no? Per promuovere, per proporre concetti importanti come quello appunto della legalità. E lei questa mattina è stata protagonista di un bagno, penso, di amore e di affetto proprio a Palermo, al cinema Rouge et Noir. Mi collego proprio nuovamente con Palermo, con Ester Pantano. Buon pomeriggio Ester. Buon pomeriggio, scusate, ho pochissima voce, tanta l'emozione di questi giorni, quindi questo è il risultato.
Allora ti faccio sforzare il meno possibile, naturalmente. Allora Ester, ben trovata, ben ritrovata. Oggi è una giornata simbolo ed è strettamente collegato tutto per te a questo emozionantissimo film in cui sei la protagonista. Sei Francesca, laddove di solito, lo hai detto un po' ai media, Francesca è sempre stata la moglie di Giovanni. Oggi è stata, dicevamo, una giornata simbolo per te, sei stata insieme ai giovani. Che emozioni hai tratto dopo la visione appunto per loro di questo splendido film che interpreti? È stato emozionantissimo e per quanto mi riguarda è stata la proiezione più importante. Abbiamo avuto la possibilità di proiettare il film con dei ragazzi che appartengono a una zona particolare di Palermo e hanno delle situazioni molto simili a quelle che ci sono anche all'interno del Malaspina, delle condizioni che noi considereremmo estreme dalla nostra vita facile, dalla nostra vita diciamo comoda. Ed è stato bello avere l'affetto, gli abbracci di questi ragazzi a fine film, considerandomi come se fossi Francesca, dicendomi che sono una donna meravigliosa, che sono una donna che ha un sacco di forza, che sono una donna di grande esempio. E questi ragazzi lo hanno sentito. Hanno organizzato delle cose bellissime, hanno lasciato dei posti liberi appunto per Francesca Morvillo, per Dalla Chiesa, per tante persone che sono state vittime appunto di mafia. Ed è stato bello avere la possibilità di raccontare questa magistrata, questa sostituta procuratrice all'interno del carcere Malaspina di Palermo, che si è spesa davvero tanto per la periferia e che ha fatto in modo che insomma i giovani avessero una possibilità di svolta nella loro vita e di non essere schiacciati dal peso dell'eredità dei loro padri. Allora Ester, con questa cosa dei posti vuoti in sala restiamo tutti, devo dire, molto colpiti. È una giornata molto molto emozionante anche raccontata da te. Le emozioni sono tante assistendo a questo film bellissimo, ne vediamo un po' in questo trailer. Grazie. Grazie a te. Ti presento Giovanni Falcone, un collega. Piacere, dottoressa. Salute. Questi ragazzi che crescono bevendo latte e mafia hanno bisogno di noi. Condividete gli stessi ideali, la giustizia, la lealtà, la volontà di cambiare il mondo. Sì, pronto. Mattarella, Terranova, Dalla Chiesa. È stato un massacro. Nel Mare Nostrum non c'è nessuno pesce cane. È possibile che ci sia un prezzo da pagare se davvero vogliamo cambiare le cose. C'è un oggetto sospetto! Via! Perché ci fanno questo? Perché? Perché hanno... E questo è Francesca e Giovanni, bellissimo film in questi giorni in programmazione in tutto il paese. Allora Esther, io ti volevo presentare la mia ospite in studio che è Elisa Furnari della Fondazione Ebbene. Tu sai cosa significa questo? Certamente loro si muovono sul nostro territorio proprio con l'intento di rafforzare il concetto della legalità, no? Attraverso anche delle iniziative che al momento non possono anche non sembrare collegate, invece poi lo diventano. Parlavamo con lei dell'importanza, del valore di questo film proprio perché è incentrato sulla figura femminile, è vero Elisa? Sì, devo dire che delle figure femminili molto spesso parlano i ragazzi e parlano gli insegnanti nel momento in cui hanno dei momenti educativi di spiegazione. Pensa che proprio l'iniziativa di Catania viene fatta in collaborazione con l'istituto che porta il nome della moglie di Giovanni Falcone. Esatto, proprio nasce proprio con questo istituto. Questo cosa significa? Che i ragazzi ricevono una narrazione importante, sia quella delle donne di mafia, che è sempre di più nella narrazione, nella cronaca hanno un ruolo, ma soprattutto delle donne di legalità che hanno un loro ruolo e che stanno anche accanto a uomini di legalità, quindi questo crea anche un coinvolgimento particolare nelle ragazze che rischiano di essere spesso la fascia più debole. Mi permetto solo una cosa, il tema dell'arte, cioè colpire i ragazzi con l'arte, con un film, così come con un disegno. Quest'anno noi abbiamo scelto di far disegnare la copertina del nostro evento a un fumettista siciliano, si chiama Lelio Bonaccorso, ha disegnato molte volte
il tema della legalità, e questo è un grande segnale, perché i ragazzi davanti a un film, davanti a un fumetto, riescono ad essere attratti da un tema che poi diventa anche un paradigma di vita. Quindi bellissimo, non vedo l'ora di vedere questo film. Lo vedrai, lo vedremo tutti, perché è davvero una pellicola di grande intensità, un ruolo tra l'altro estremamente tosto, no? Diciamolo, Ester, tu ti sei misurata con grande umiltà, posso dirlo, rispetto a questo personaggio. È stata una grande responsabilità, abbiamo toccato le trame dell'intimità di due personaggi comunque pubblici, e quindi questo fino ad ora non era mai stato fatto. È stato importante e necessario appunto anche far vedere qual era l'uomo e qual era la donna dietro queste figure gigantesche, proprio per spiegare che c'è una fragilità poi alla fine dietro tutto questo impegno per lo Stato, per tutti, e poi alla fine a te stesso rimane veramente poco, rimane poco della tua vita, della tua libertà. Ci sono gli esempi, per esempio, di non poter più andare al cinema, le persone si alzavano e andavano via perché avevano paura di un attentato. Quindi tu ti prodighi per tutti, e tutti però allo stesso tempo hanno paura di te. Quindi sei santo ma sei anche demone allo stesso tempo. E poi credo che sia veramente fondamentale ritornare ad investire seriamente non nelle armi ma nell'istruzione. È l'unico luogo, è l'unico campo appunto di battaglia, e non uso a caso questo termine, dove è possibile sconfiggere la debolezza di alcune famiglie, che a volte sono incoscienti, quindi noi non scegliamo la famiglia di appartenenza, ma all'interno delle scuole abbiamo la possibilità di livellare le disuguaglianze e di fare in modo che tutti i ragazzi sappiano che hanno la possibilità di fare della loro vita ciò che vogliono e che devono solo studiare. Ester, che percorso farà adesso questo film? L'idea insomma di proiettarlo per le scuole è veramente molto molto importante, devo dire alla base di quello che hai detto tu. Che percorso farà? Andrai... Sono arrivate già tante richieste, quindi andremo nelle scuole, andremo in alcuni festival, e poi una notizia che ha dato il produttore Maffini è che sarà dato a Rai, quindi su Rai 1, quindi avrà una visibilità ancora maggiore, perché diciamo che il cinema devi uscire di casa, devi fare uno sforzo per andare veramente a seguire, quindi si sta rendendo questo prodotto fruibile a chiunque abbia una televisione a casa, e questo è un messaggio molto importante. C'è bisogno che il messaggio abbia insomma la possibilità di espandersi e di entrare nelle trame proprio delle famiglie, delle città, della memoria che a volte è labile. Ester, grazie. Grazie davvero. Grazie a voi. Buon tutto, questa è certamente una prova d'attrice straordinaria, fatta con un cuore che è palpabile, che è evidente, e che, dobbiamo dire la verità, noi ci auspichiamo, crediamo, speriamo che tanti giovani guardando questo film possano trasformare il loro intento emotivo in quello che un po' accomunava, no? Francesca e Giovanni, cioè la volontà di cambiare il mondo. Ognuno di noi nella nostra epoca facciamo qualcosa di bello quando ci animiamo della voglia di lottare per cambiare le cose. Per cui, se sono passati 33 anni, Ester, e adesso nessuno si alzerebbe più da una sala, perché gli attentati fanno parte di un'epoca, no? L'epoca degli attentati mafiosi, però purtroppo di mafia ancora si parla, e si parla tanto, quindi che insomma che crescano dei tanto. Sì. E va tolta soprattutto da tutto ciò che riguarda la cultura. Assolutamente. Per essere libera. Assolutamente. Grazie Ester Pantano, in bocca al lupo per tutto. Grazie, ci vediamo presto, e andate nelle sale a vedere questo film bellissimo. Grazie. Allora, e come se abbiamo un impegno noi stasera per andare a vedere questo film, di cui mi hanno detto cose meravigliose, lo faremo senz'altro. Allora, invece l'impegno di Ebbene come prosegue? Abbiamo un minuto. Tutti i giorni nei tanti centri di prossimità, tutti aperti alle persone, contro le disuguaglianze, accogliamo le famiglie e le accompagniamo verso un percorso di libertà e quindi anche di legalità, quindi prosegue ogni giorno, ogni anno, e fino al prossimo 23 maggio. Allora, grazie anche a te per la tua presenza, e grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. Sicilia 24 tornerà nel prossimo appuntamento martedì su questa rete.